Pippo, il trio comico. Un saluto a voi a casa e un saluto al nostro meraviglioso pubblico. Ragazzi, con calma, manco entusiasmo, non so, cioè, sono appena arrivato, scusami in ritardo, ma il pizzaiolo che c'era cascato tutte le pizze, stavolta che mo rifatte, dai. Come stavolta? Stavolta. Ma anche stavolta è qua lei. Senti, Coco, mamma mia, ti sei tutto agitato, che partorito su un tagada, date una però, calmata, Samore. lei non può venire qua ogni volta che noi registriamo, le pizze si portano dopo. Senti, tipo, che siete dei tipi nei consigli, cosa sto facendo secondo te? Sto lavorando, cosa sto facendo? Sto giocando a calcetto, sto ricamando con la signora qua. Ma è un ragazzo. Allora, ciapa qua. Vabbè, senta, signor, mi scusi, non mi ricordo. Dianeo da mestre Dianeo della Rider con furore, preparativi per pranzi, party e tutta un'altra roba se massa con questo slogan. E anche troppe R. Senta, Infatti, si cioè. porta alla fine, cortesemente si muova e vada. Senti, Coco, manco arroganza, non sai che mettiamo a pasta di fissana i macachi perché calcueto rosso. Veramente mi viene rabbia quando arriva questo. Marco, non ti preoccupare, non sei l'unico a provare rabbia in questo periodo. Tra l'altro, guarda, mi dai un assist perfetto per collegarci con il nostro TG Rabbia. TG Rabbia, buonasera, anche se de bon non ghese niente, obiettivamente a partire proprio da questo TG dove siamo sottopagati, sottostimati. E comunque mentre su sto TG marzo mi sono costretto a lavorare, ghese gente in piazza che protesta per il caro bollette. Sentimo il servizio, vai. Sì, lamentate ti che si là il caldino, intanto l'ebete Alfredo so mi e un altro ebete che se sto qua che se lamenta poi boete. Sentiamo cosa ha da dirne. Ma se, bollette, non è possibile andare avanti così, vuoi andare a lavorare per pagare bollette, Basta, sono stufo di pagare le vostre bollette, non se ne può più altro. Non sta urlando su erecce, te mi fai diventare sordo. Ho avuto ti ha detto con me. No, Coco tomare. Adesso stare, me mare, che Tomare, che te ha messo al mondo, ebete. Ma ste boni, torniamo in studio che qua l'unico che lavora so mi. Ecco, passiamo alla prossima notizia. In provincia di Padova un uomo ha picchiato il vicino perché si lamentava che il cane continuava ad abbaiare. E sicuramente che ha fatto bene, servizio, dai, forza! Hai fatto ben sicuro, senti che roba, ancora De Ongol va. Adesso qua col fenomeno che non si può detenere il can. Cosa è successo? Cosa vuoi che sia successo? Mega dal, me vicino, mi tocca andare via con i ciai perché ho un occhio nero, perché ieri sera era 10 che avevo il can che sbagliava. E un cane può sbagliare ogni tanto. Basta Lalli! Ogni tanto puoi sbagliare, se non sei in grado di tenerti un cane, tu sei un gatto, non ho Cosa capito. Cosa hai avuto da me? I gatti mi fa schifo, mi piace i cani, perché sbaglia ogni tanto. Sta buono, Lalli! E ora mi cambio residenza, ma io stare qua, cammite da con il resto, perché poche te ne gadà, poche te ne gadare! Impara a tagliare il cane! Guarda, fa una roba, torniamo in studio, forza, torniamo in studio, stime qua dai pasta per sto qua, chissà che Lolli si sbrana, tutti i due si sbrana. E per oggi chiudiamo qui, break, forza, break, a ti te lo dico a chi, ti senti da quest'altra parte, stua che il bottone, stua, cosa venire, Vegno, vegno. Ciao, sono Massimo Massimiliano Babetto, detto Maci. Vi aspetto tutti a spettacolo finalmente live di Marco e Pippo, il trio comico. I miei amici mi hanno detto che fa morire da ridere, mi hanno detto di andarlo a vedere assolutamente, e mi hanno detto che l'ho visto su internet e date, e ora ho detto su internet tutti quanti il tour del Triveneto che fa, e ora mi ho detto adesso mi ho detto e mi ho detto. Dai che vi aspetto! Bentornati al Senz'altro Show. Finalmente è arrivato il momento di un grande ospite. Spesso le risorse artistiche qui in Italia non sono tanto valorizzate quanto lo sono invece all'estero. Questo è un pittore che ormai vive in Francia da 30 anni e in Francia ha avuto un grandissimo successo. Pensate che le sue opere sono esposte al Louvre di Parigi o in tanti altri musei straordinari, al MoMA di New York, e alcune dei suoi quadri e delle sue opere sono state battute all'asta di Christie's o di Sotheby's per milioni di euro. Abbiamo il piacere di averlo qui con noi insieme al suo traduttore personale Fernando Olga, il nostro maestro Renzo Ferro. Vabbè, ma buonasera. Buonasera. Dicevamo, Renzo Ferro, artista emigrato in Francia, quando ha iniziato questo mestiere? Quello che devi cominciare a pitturare.
Era fin dall'infanzia. Pitturare i cartoni, gli uovi in mare, erano un po' reti in cana. Amava utilizzare materiali di riciclo che nella loro povera famiglia si trovavano, come ad esempio i cartoni delle uova. Metteva su come sono Scusi, ha detto femmine. Ha detto. No, tante parole si assomigliano tra si assomigliano, francesi. no? Pensavo avesse detto femmine. Nella corte di casa Sì. così vendeva le sue prime che opere bello. con una bancarella alle donne del paese. Bello scoprire le sue umili origini. Sì, effettivamente conferma le umili origini. Umili origini, molto bene. Come avviene la sua formazione? Come vorrai pitturare? Come te? Fin dall'infanzia lo zio Fratello del mio papà. lo zio in bianchin. era un importante scultore. Ma scusi, non ha detto in bianchin? Se non Prendeva in prestito gli attrezzi dello zio e imparò Sì, così li le prendeva in prime. Amava Questi si è avvicinato alla street art come primo approccio Sì, artistico. è abbastanza chiaro dal linguaggio del corpo. E senta, come è avvenuto il salto di qualità? Come fai a smertare lo skate? Questa storia, questa cosa che praticamente a un certo punto ti passa, buttare esa murata. Bello. Murata e alla fine lo smarrava. Stanco di cosa colorare dice? con i pennelli, ha avuto sì. la brillante idea di lanciare un secchio di vernice in un muro. Da lì ha ideato una nuova tecnica pittorica. La gente, i veri intenditori impazziscono per questo genere d'arte. I veri intenditori d'arte Vediamo, pagano allora, per vediamo quest'arte. alcune opere del nostro artista Renzo Ferro. Ecco, questa prima opera, pensate, venduta all'asta di Christie's per 16 milioni di dollari. Si chiama come? Cosa che nome sta buiata? Torna alta al Lessini. E torna a casa Lessini. Quindi un richiamo alle sue amate colline, insomma, già chiara nel titolo, mi pare abbastanza evidente. lei camminare. Ce ne vuole parlare un po', maestro? Cosa ha fatto in pitturare sta buiata? Stavano passeggiando, facendo del trekking con la moglie nei monti Lessini. Proprio in quel momento ascoltimmo da dietro un cespuglio un forte abbaiare. Abbaiare, sì, sembrava. E praticamente aveva cagnato per portare a casa. Sì. Con un impeto d'amore, Renzo Ferro scelse con la moglie di prendere il cane e portarlo a casa. La scelta fu condivisa subito da Renzo. Mi pare di aver per il capito suo esattamente il contrario. irresistibile amore. Però, allora rimanga qui. Grazie al nostro Renzo Ferro, fate un grandissimo applauso a noi. Abbiamo un collegamento, passiamo da un artista all'altro, ci colleghiamo con l'atelier più fashion di tutto il Veneto, l'atelier del Caveio. Senti questa, cosa fa un barbiere quando fa l'arrampicata? Scala i capelli. Forse è vero. Dimmi la verità, gatto, capisti? Perché sì, il barbiere, cioè, siccome ha i capelli aveva i capelli lunghi, ha detto, oggi che è una giornata che il meteo, vado a scalare la montagna. Però i capelli lunghi rischiano di incastrarsi sui moschettoni, no? Siccome sai che ci sono i morsetti, però non è che ti lasciano i segni, non è che senti che... allora, lui si scala e... Cioè, non è che capisco tutto quello che dico. Anche quelli che ti stanno intorno, salto. Ciao persone, sono l'assessore Ciano Contin. Ho caro invitarvi a uno dei spettacoli di Marco e Pippo il trio comico, finalmente Live. Gireranno in tutto il Triveneto, segna una delle date, ti aspettiamo. Se scrive Live se legge live. È prima che sento, scusami cosa, non sapevo. Ciao, e ora stasera mercato Coitosi a bere un sprissetto come o live. Hai capito? Siamo giunti al finale di puntata, noi ringraziamo il nostro pubblico. Grazie alla gente qua, Gentaglia.
Ringraziamo il nostro coautore Carlo Negri. Un altro ebete che scrive col computer. Zed, la Quelli produzione. che paghi, ok. Ringraziamo i tecnici, audio, suono. Taglia qua, niente da fare, Insomma, telecamere. Renzo, vuole dire un'ultima cosa in chiusura di puntata? Che caro dire un'altra monata prima di andare via. Ah, non è che sono appena di vedere con il computer di. E ora che vedo qualcosa, se mi ha mimo taglia a cacca, sono avvocati vicini. A fine mi hai detto. Che ha detto? Francese strettissimo, de volte non capisco neanche a me. Va bene, alla prossima puntata! Chiedo scusa. Saluta.